l'omicidio di Giordano Salvatore, nato a Catania il 14/3 del 1962. L'attentato è avvenuto il 14/10/91 e deceduto il 16/10/91. L'omicidio di Bagli Giovanni, nato a Catania il 16/12 del 1959. Il 27/5/1991. L'omicidio in danno di Bonanno Stefano, nato a Catania il 31/10 del 1947. 28/6/1986. L'omicidio in danno di Stivala Salvatore, nato a Regalbuto il 19/1 del 1939. Il 4/7/1986. Scusi, ha detto 86? Per Stivala si riferisce? Sì, 4/7/1986. Sì. L'omicidio di una persona avvenuta all'interno di un negozio di elettrodomestici nei pressi del cinema Odeon. E se ci vuole dire il nome della vittima e la data dell'omicidio. Non collego il nome della vittima. Si tratta dell'omicidio, voi avete proceduto alla identificazione, l'omicidio in danno di un giovane all'interno di un negozio di elettrodomestici nei pressi del cinema Odeon. Sì, ricordo, ma non ricordo il nome della vittima. Dico, lo avete indicato voi? Dico, dopo l'omicidio di Stivala Salvatore. Non riesco a... L'omicidio di Costanzo Salvatore. Costanzo Salvatore, il 28/6/1988. 28/6/1988. Dico, avete identificato questa persona come la persona uccisa all'interno del negozio di elettrodomestici? Se posso consultare gli atti. Consulti. Sì, l'abbiamo identificato per Costanzo Salvatore, nato a Catania il 9/10/64. Quindi questa sarebbe la persona uccisa all'interno del negozio di elettrodomestici nei pressi Sì. di Viale. Un triplice omicidio avvenuto ai danni dei fratelli cosiddetti Pilurussu in Acicatena. Sì, è l'omicidio in pregiudizio di Pennisi Salvatore, Pennisi Giuseppe e Barbarotta Carlo. È avvenuto il 6/9/1990. L'omicidio di Nello Colombrita. Colombrita Sebastiano Carmelo. Sì, questo è avvenuto il 7/2/1989. L'omicidio di Colombrita Maurizio. Il 28/1/1991. L'omicidio di Barbagallo Salvatore, nato a Catania l'11/9 del 1952. Barbagallo Salvatore, nato a Catania l'11/9 del 52. È avvenuto il 10/7/1982.
Soltanto un attimo, Presidente. L'omicidio di Amato Alfio, nato a Catania il 23/6 del 66. A noi risulta la scomparsa di Amato Alfio, avvenuta il 22/5/1992. Presidente, soltanto 2 minuti. Presidente, non ci sono più domande. Il Pubblico Ministero ha terminato l'esame. Allora, se ci sono domande, possiamo licenziare il test. E allora l'ispettore può andare. Grazie. Test successivo. L'ispettore Giudisco. Si accomodi. Per il verbale, nome, cognome, luogo e data di nascita. Tudisco Sebastiano, Catania, 15 maggio 53. Vuole leggere la formula? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il Pubblico Ministero può procedere. Sì, Presidente, dico, probabilmente alla luce delle intese raggiunte in aula, l'esame del test diventerà sostanzialmente superfluo se non per una o due circostanze, posto che anche il test Tudisco si ritrova nelle stesse condizioni dell'altro test, per cui trovando ingresso nel fascicolo del dibattimento le relazioni di servizio e quant'altro inerenti ai controlli, io credo che debba fare soltanto una domanda al test. Lei si è occupato delle indagini connesse alla collaborazione di Avola Maurizio, ricorda? Sì, in parte sì. Ecco, lei ha compiuto dei sopralluoghi in riferimento a individuazioni di luoghi effettuate da Avola Maurizio? No.
Lei è in grado di dire chi siano stati i colleghi suoi che hanno proceduto al fermo di Avola Maurizio? Ovviamente dico, lo Ricordo che erano dal verbale. Ricordo che erano, mi sembra, colleghi della Catturandi, però non ricordo chi fossero le persone. Ecco, magari le volevo chiedere soltanto una posizione perché non so se è riscontrata da relazioni. Con riferimento alla CNR del 21 giugno 94, della cui redazione lei si è occupato, con riferimento alla posizione di Marino Agatino, risulta un controllo effettuato dalla squadra mobile. Sì, nel 1986, se non sbaglio, insieme a Tropea Giovanni. Ricorda il luogo in cui era stato effettuato questo controllo? Il luogo no, non lo ricordo, però c'ho l'allegato, se la Corte lo consente lo possiamo vedere. Si tratta di pochissimi minuti. Dunque è un controllo effettuato dai colleghi della sezione rapine e nella fotocopia che c'ho io purtroppo è una via di Catania, però non riesco a leggerla perché la fotocopia non è chiara, in quanto l'originale l'abbiamo trasmesso alla G. Ecco, ora Presidente, dico onde prevenire obiezioni, io devo fare due domande che si riferiscono ad arresti, quindi a fasi processuali certamente che sono, diciamo, per le quali non sappiamo se poi c'è stata, almeno non sappiamo in questo momento se poi c'è stata condanna oppure no, però si tratta di due arresti che sono stati indicati dai collaboranti e che per noi costituiscono un motivo di riscontro, quindi dobbiamo porre queste due domande, anche perché si tratta di arresti avvenuti fuori Catania e quindi avremmo quantomeno difficoltà a reperire gli atti. Vorremmo sapere dal teste se avete riscontrato, in base alle dichiarazioni di Avola Maurizio, l'avvenuto arresto a Savona per una rapina, arresto nel quale sono stati coinvolti alcuni imputati di questo processo. Ecco, ci vuole dire il nome di questi soggetti e il luogo e la data della rapina e quindi dell'arresto. Dunque, la rapina avvenne il 2 settembre del 91 e avvenne nella città di Savona e fu ad opera di una volante in servizio presso quella questura. Le persone che furono arrestate erano Marletta Ernesto, Privitera Mario Giuseppe, Longo Santo e Crisafulli Giuseppe. Una quinta persona che fungeva da palo riuscì a sfuggire all'arresto. Ecco, ci vuole dire se ne è in possesso le date di nascita di queste persone che ha indicato essere state tratte in arresto? Sì, ce l'ho qui nell'informativa. Ecco, ce li vuole dire per favore? Allora, Longosanto, nato a Catania il 14/5 del 57. Il Marino Agatino, nato a Catania il 5/2 del 64. Il Marletta Ernesto, nato a Catania il 2/1 del 59, e il Privitera Mario Giuseppe è nato a Catania il 26/11 del 65.
serve un altro dato storico, cioè la data in cui un imputato di questo procedimento, cioè a dire Florio Antonino, è stato arrestato per un furto ai danni di una gioielleria. Vorremmo sapere il luogo, cioè la data della commissione del fatto e assieme a chi è stato denunciato l'imputato di cui stiamo parlando. Presidente, mi scusi, nell'interesse del foro, se si specificasse però quale gioielleria di cui si tratta, perché ci sono sentenze passate in giudicato, dico, assolutorie dell'imputato. Sì, ma come questo aspetto che stiamo, per carità, dico, io vorrei che si precisasse, perché il discorso, io glielo faccio subito, il riferimento era soltanto come riscontro della dichiarazione del collaborante, non voglio entrare nel merito se poi c'è stata l'assoluzione, dico, il problema era soltanto come si tratta del furto aggravato in pregiudizio della gioielleria Cartier sita in Catania. Preannuncio che c'è sentenza di assoluzione passata in giudicato. Sì, ma non è questo il problema, gliel'ho già detto in anticipo. Si introduce un tema di prova che avrà i suoi sviluppi, naturalmente. Volevo soltanto sapere se la circostanza è vera, soltanto il fatto storico, la data e con chi è stato denunciato il soggetto. Presidente, scusi, io non so insieme a chi, però voglio dire, su quest'ultima parte, torniamo al discorso delle denunce, insieme a chi sia stato denunziato è un discorso diverso. Io credo che su questo punto ci siamo già intesi, almeno la Corte si esprime. No, Avvocato, allora non l'ho intesa ci siamo intesi sulla possibilità di ammettere una prova documentale. E la testimonianza sulla denunzia? Sulla testimonianza sulla non denunzia. C'è un divieto espresso? Se è fatta a fini che riguardano il reato associativo, mi pare che il divieto non ripeto, dice. io credo che ci sia un espresso divieto di legge. Si ritiene ammissibile la domanda, salvo naturalmente poi lo sviluppo probatorio che è l'onere che ne deriva per la controparte. Allora, corrisponde? Allora, se non ricordo male, dovrebbe essere il 9 gennaio del 1986, il Florio veniva denunciato per furto in concorso con Torri Alberto e Spampinato Giuseppe per un furto ai danni della gioielleria Cartier di Catania. Poi ce n'è anche un altro, c'è anche un'altra, mi sembra nel settembre dell'86, il Florio veniva indiziato insieme al Torre Alberto e un'altra persona per reato di furto ai danni della gioielleria Arte Orafa, mi sembra, di Livorno. Questo proprio non ha rilievo ai fini dell'indagine che stiamo conducendo. Presidente, poi valuteremo. Almeno mi pare, perché non vedo né Torre Alberto qui. Torre Alberto è imputato di un reato connesso le cui dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento. Quindi, siccome vi sono delle dichiarazioni stralciate, però è una posizione stralciata, ma le dichiarazioni, siccome l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono entrate nel fascicolo del dibattimento. E attualmente è appellante avverso quella sentenza che ha definito il giudizio stralciato. Lasci stare se è appellante, ha reso delle dichiarazioni che sono entrate. Gli sviluppi istruttori poi saranno a cura delle parti che vi hanno interesse. Di primo acchito ribadisco che non si coglie la pertinenza al tema.
Ispettore, ci vuole dire se esiste un rapporto di evitiamo di fare la domanda suggestiva, e quindi ci vuole dire se avete avuto modo di attenzionare, sulla base delle dichiarazioni rese da Avola Maurizio, il nominativo di Torrisi Orazio. Può ovviamente consultare. Ne avete trattato a pagina 16 dell'informativa, pagina 16 e 17. Sì. Ecco, di Torrisi Orazio volevo sapere se esiste un rapporto di parentela o comunque di affinità. Innanzitutto, chi è il fratello, se Torrisi Orazio ha fratelli? Sì, Torrisi Franco. Torrisi Franco, lei sa... Scusi, Torrisi, io dico, sono due soggetti anche qui, la Corte mi pare che su questo si è già pronunciata, però io ritengo di doverla fare l'opposizione. Si tratta di soggetti estranei al presente procedimento, sia il Torrisi di cui si è già fatto il nome, sia il fratello di cui non conosco, così come del primo il nome. Quindi da questo punto di vista c'è opposizione all'indagine, perché non credo che l'attendibilità possa essere verificata in relazione a soggetti estranei. Ecco, ora glielo spiego. Posso... Lei ricorderà che nel corso delle dichiarazioni di uno dei collaboratori di giustizia si è fatto riferimento al fatto che imputati di questo processo possedessero delle case in un determinato immobile, all'interno del quale vi era anche una casa del fratello di Torrisi Orazio. Quindi credo che sia opportuno verificare innanzitutto il rapporto di parentela e poi verificheremo la effettiva ubicazione in questo immobile di appartamenti che fanno capo a Torrisi Francesco, a Torrisi Orazio. Può rispondere. Allora, Torrisi Francesco del 1957. Questi è coniugato con una sorella di Ercolano Aldo. Con riferimento scusi un attimo. Presidente, ci sono le relazioni di servizio, quindi non credo che sia necessario fare altre domande. Va bene. Ci sono domande di controparte? Avvocato Antino. Ispettore, lei sa come si è concluso il giudizio a carico di Florio Antonini in ordine a quel furto a Cartier? No. No, perfetto, non ho altre domande. Chiuso l'esame, possiamo licenziare il testo e può andare, ispettore, grazie. Presidente, io ho una richiesta, se mi consente, che è conseguenziale a quello che ha pronunziato. Ovviamente chiedo di produrre la sentenza passata in giudicato che assolveva per non aver commesso il fatto il Florio Antonini in ordine all'episodio furto Cartier 9 gennaio 86. Pubblico Ministero sulla richiesta. Scusate, mi sono distratto. L'avvocato Antilla ha chiesto di produrre la sentenza. Comunque non era a quel fine diretto la nostra.
si ammette la produzione quando l'avrà a disposizione materialmente. È sentenza passata in giudicato, avvocato? Non avevo inteso la data. Poi vedremo le dichiarazioni di Torre a proposito. Possiamo Presidente, mi scusi, per richieste aggiornarci. ulteriori? Allora, per le udienze ulteriori ci sono domani abbiamo la teleconferenza con le persone. Presidente, c'è ancora un altro testo. C'è ancora un altro testo. Allora, introduciamo. Presidente, io poi dovrei fare una richiesta che riguarda anche le udienze romane. Si accomodi, sì. Si accomodi, le sue generalità per il verbale, nome, cognome, luogo e data di nascita. Bosilo Mario, nato a Illorai, provincia di Sassari, 29/7/51. Legga la formula del giuramento. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico ministero tocca. Bosilo, lei ha compiuto attività di riscontro a seguito delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, in particolare da Samperi Severino Claudio? Di Samperi sì, ho fatto qualche relazione. Di Avola no. Sì. Le chiederò di Samperi. Io faccio riferimento, anche per comodità dei difensori, all'elenco dei riscontri che sarebbe l'allegato 3 alla informativa relativa al collaborante Samperi Severino Claudio. Che lei ricordi, ha compiuto attività di indagine e di riscontro in relazione al Tuccio Salvatore? Sì, su Tuccio Salvatore ho riscontrato che ha battezzato la figlia del Samperi. Ricorda come si chiama la figlia di Samperi? Desiree. Ricorda di aver compiuto qualche altro accertamento su delega specifica in merito al Tuccio? Forse sui cognati, sulla famiglia della moglie. Sulla famiglia della moglie ha compiuto accertamenti, le ricorda che tipo di accertamenti ha compiuto? Sì, sono originari di Bronte, mi sembra, però abitano da Cireale. Ricorda se le fu chiesto anche specificamente qualche altro tipo di accertamento in merito alla famiglia della moglie del Tuccio Salvatore? Sì, mi ricordo che si doveva accertare se aveva 2 cognati nell'arma dei carabinieri. E ricorda come... Io ho riscontrato che c'erano 2 fratelli di lei, uno emigrato nel 65 a Bari e uno nel 67, se non erro, a Delianova in provincia di Reggio Calabria. Poi l'accertamento è finito lì. Ricorda se qualcuno dei 2 appartenesse a forze dell'ordine? No, questo non è stato portato a termine, poi forse per mera dimenticanza è finita lì la relazione. Lei ha compiuto accertamenti in merito ai magazzini di Città Mercato? Sulla Sigros? Sì, Bosilo. Sì, È il punto 6 degli accertamenti richiesti per i difensori. sì, sull'ex direttore forse, un certo Conservo. E l'avete individuato il direttore del Figros? L'ex direttore, Conservo Salvatore mi sembra, che poi era andato via da Catania. Lei ha compiuto accertamenti in merito a tale, che ricordi, frate Emilio? Sì, sempre nel contesto della Sigros. Era un responsabile questo della Sigros che era stato fermato
in una strada di Catania, alla circonvallazione mi sembra, e minacciato di andare via da Catania. Ricorda l'epoca in cui si è verificato questo episodio? Posso dire l'anno, il 91, ai primi del 91 mi sembra, nei primi mesi del 91. Ricorda se il frate ebbe o meno a fare denuncia di questo episodio? Sì, la denuncia mi sembra che l'ha fatta. Non sono sicuro in questo. Comunque, se c'è una relazione mia, mi sembra che ho preso i dati dagli atti d'ufficio io. Può essere autorizzato eventualmente a consultare gli atti a sua firma, signor Bosio? Presidente, mi scusi se posso sapere cosa consulta il teste? Dunque, sì. È la relazione di servizio relativa al punto 6 degli accertamenti da svolgere, di cui all'allegato numero 3 all'informativa relativa a Samperi. Claudio, esattamente la pagina, trovo come numerazione pagina 3, 4, 5 e 6. È il primo allegato. Sì, confermo. La Corte non è a conoscenza, quindi ecco. Sì, è la mia relazione, a mia firma, sui fatti avvenuti alla Sigros, in danno della Sigros. Sì, le chiedevo su frate Emilio innanzitutto, la data esatta in cui ebbe, se ebbe. In data 16/9/91. 16/9/91. Ricorda esattamente dove avvenne questo episodio? Sì, non è specificato qua, però mi sembra la circonvallazione. Ricorda le modalità esecutive dell'episodio? Sì, è salito un individuo a bordo della sua macchina mentre era fermo al semaforo. Questo individuo l'ho minacciato di lasciare Catania, di andare via, e poi è sceso sempre sotto la minaccia di una pistola, mi sembra. Qua l'avevo scritto. Ricorda come andò a finire questa vicenda relativa al frate Emilio? Sì, dopodiché l'individuo si è allontanato a bordo di un'altra macchina insieme a un complice e dopo qualche tempo il frate Emilio lasciò Catania. Ricorda chi subentrò nel posto? Sempre devo leggere perché sì, non... Sì, prego. Sì. Subentrò un certo Puglisi Franco, nato a Catania il 27/8/52. Può indicare alla Corte le esatte funzioni che svolgeva il frate Emilio? Allora, lui era responsabile degli acquisti deperibili del gruppo SMA. Ha compiuto accertamenti relativi al mangione Michele? Sì, cioè questo che riporta qua nella relazione, il 9/3/92 Mangione Michele, nato a San Michele di Granzaria, il 6/8/39, dirigente dell'ufficio tecnico del Sigros, veniva aggredito da due persone che dopo averlo colpito più volte con calci e pugni gli intimavano di andare via da Catania. Che lei ricordi, ha compiuto accertamenti su delega per tale Panebianco Michele? Su Panebianco Michele, se non vado errato, era per una Maserati che aveva intestata lui, che poi lui aveva venduto a Di Grazia Francesco. E come andò a finire questo accertamento? Lo ricorda? Sì, lui era proprietario di questo intestatario, cioè la ditta sua era intestatario di questa... Può verificare
il punto 24 di quello stesso allegato. Sì. Cioè accertato che la Maserati Biturbo targata Catania 90 35 14 è stata acquistata nel 90 da Tutto Edilizia di Panebianco Michele. Nel 91 è stata fatta la voltura, passaggio di proprietà, in favore di Grazia Francesco, nata a Catania il 12-12-66. Attualmente l'auto, cioè attualmente nel 93, quando ho fatto la relazione, era intestata a Lopinto Giuseppe, nato a Catania il 13-5-45. Lei ricorda di aver compiuto accertamenti in relazione alla moglie di Puglisi Pietro? No, questo no. Può specificare che tipo di accertamento ha compiuto Bosilo? Sì, avevo riscontrato che era proprietaria di un appartamento in un complesso a mare, a Sant'Alessio. Può indicare il nome del complesso? Alexia Blu. Avete compiuto accertamenti in merito a altre persone che abitavano nello stesso complesso, che le ricordi? Sì, era stato locatario di appartamento anche Garciotto Alfio, il cognato di Puglisi. Può indicare il nome della moglie, il nome e il cognome della moglie del Piero Puglisi? Pulverente Lucia, la data di nascita non c'è. Che lei ricordi, avete compiuto accertamenti in merito a tale Marchese Lorenzo? Marchese Lorenzo, sì, in merito... E l'allegato 66 comunque di quello stesso? Sì, comunque ricordo, era per vedere se era intestatario di una ditta di coibentazione nella zona del Siglos di Ognina. In effetti era stato riscontrato che è la moglie intestataria di questa ditta. Può indicare il nome della moglie e dov'è dislocata esattamente la ditta? Allora, la ditta è dislocata in via Teseo 17F, alle spalle del Siglos, e lei si chiama Bonvegna Vita, nata a Catania il 10-11-44. Che le ricordi, Bosilo, avete compiuto accertamenti in merito a tale Spoto Salvatore? Spoto Salvatore? È un omicidio? E l'allegato 82? Ci sono relazioni. Sì, questo Spoto Salvatore riguarda il suo arresto. Spoto Salvatore è nato a Gravina il 23/6/43. Ho fatto dei riscontri sugli atti d'ufficio che abbiamo. È stato tratto in arresto per detenzione e porto abusivo di armi clandestine unitamente a De Gaetano Santo, nato a
La data dell'arresto la può indicare? È stato arrestato in data 21/3/87. Che lei ricordi avete compiuto accertamenti in merito a tale Florio Antonio? Allegato 94. Si tratta dell'omicidio di Florio Antonio, nato a Catania il 2/6/58 e ucciso in data 14/6/86 in piazzale Asia. Abbiamo finito, Presidente. Ci sono domande? Possiamo licenziare il testo. Domande, Presidente? Avvocato Passarello, sì. Grazie. Vice Sovrintendente Bosilio, con riferimento all'episodio da lei riassunto, diciamo, che riguarda frate Emilio, cosa ebbe a riferire il frate in merito alle minacce subite? Cioè, questo individuo cosa ebbe a dirgli? Ha capito la mia domanda? Cioè, l'ho detto poco fa che Sì. l'ha minacciato che doveva lasciare Catania. Che doveva lasciare Catania. Doveva andarsene da Catania. Sì, doveva lasciare Catania. Doveva andarsene da Catania, abbandonare Catania poi. Sì, ho capito. Un'altra cosa, le disse il signor frate Emilio di cosa si occupava nell'ambito dell'azienda Sigros? Cioè, quello che io so non l'ho trattato io il caso, l'ho riscontrato da riscontri fascicolari. Per quello che mi risulta era responsabile della merce deperibile dello SMA. Sì. Le disse che cos'è il reparto deperibili dello SMA? Ma a me non mi ha detto niente perché non l'ho trattato io. Perfetto, siccome io credo invece che lei abbia un fallace ricordo sul punto perché lo ha trattato lei, se cortesemente può consultare la sua relazione di servizio del 28 gennaio 93 e l'allegata verbale di denuncia sporta da frate Emilio. Dovrei prendere un'altra volta. Sì, grazie. Se il Presidente mi consente darei la mia copia. Certamente. Come? Do la mia, tranne che ce l'avete. Questo è La domanda, Vice Sovrintendente, è se il frate Emilio le disse in che cosa consisteva questo reparto deperibili del Sigros. Guarda, in denunzia, nella relazione mia non lo riporta questo. Sì, nella denuncia? Nella denuncia dovrei leggere un attimo. Sì, prego. Tanto lui era coordinatore acquisti merce deperibile. Merce deperibile che consiste in che cosa secondo Vediamo la merceologia? vediamo se lo spiega, non l'ho presa io questa denuncia. Questo signore, scusate se mi intrometto, che fine ha fatto? Infatti seguirà una richiesta del pubblico Quale ministero. signore? Ma mica lo dice qua, non.
Allora, l'organizzazione e gli acquisti dei reperti deperibili naturalmente del predetto gruppo SMA, merce che si identifica nell'ortofrutta, carni, pesce, eccetera. Ortofrutta, carni, pesce. Ortofrutta, carni e pesce. Grazie. Questa la tengo io, questa. Nient'altro, Presidente. Possiamo licenziare il testo? Può andare Barbosa. Grazie. Abbiamo finito? Allora, Avvocato Passarello. No, volete? Signor Presidente, signori della Corte, ci sono delle richieste che riguardano allora, un test di riferimento attinente alla posizione, all'esame del test Bruno, il quale mi pare amministratore giudiziario della ditta Malia, il quale mi pare che abbia in sostanza detto di saper poco personalmente e di avere appreso diciamo parecchie o quantomeno alcune delle notizie riferite da altri due soggetti, cioè da tale Giardinaro, direttore dell'hotel Sigonella Inn, e da tale Pizzimento Paolo. Ora, per quanto riguarda il Giardinaro, è persona estranea a questo procedimento, per cui io in questa sede ne chiedo la citazione come test di riferimento. Ovviamente non ho altre indicazioni anagrafiche, ma credo che già con la qualifica, le funzioni, le mansioni svolte, direttore dell'hotel Sigonella Inn, dovrebbe essere facile identificarlo. Per quanto riguarda il Pizzimento, questi invece è imputato del presente procedimento, sia pure in una posizione assolutamente marginale, perché credo che sia imputato della violazione di quell'articolo 12 quinquies della legge del 91, possesso ingiustificato di beni o di valori. Per cui credo che si debba sentire nell'ambito dell'esame. Non avendolo io chiesto, Presidente, chiedo di essere restituito nel termine in un certo senso, e quindi a questi fini in questa sede chiedo che la Corte voglia ammettere l'esame del signor Pizzimento Paolo nel momento in cui la Corte riterrà che sia proceduralmente esatto compiere quest'atto. Questo con riferimento all'udienza odierna. Altre due richieste, signor Presidente, invece vi sono e fanno riferimento a quanto emerso nel corso delle udienze romane. Il collaborante il collaborante Avola, ha riferito di contatti effettuati o meno, non si è compreso bene, ma comunque di tentativi di contatti che sarebbero stati fatti, se sarebbero stati posti in essere dal mio assistito Tuccio Salvatore nei confronti di Dell'Utri. Si dice anche con riferimento alla vicenda Standa. Ragion per cui io ritengo che sia opportuno e conducente ai fini processuali sentire in questa sede il Dell'Utri, che non so se si debba identificare nel Marcello o nell'Alberto Dell'Utri, per cui in questo momento io chiedo la citazione di entrambi questi signori, Marcello e Alberto Dell'Utri. Si è anche fatto più volte riferimento con dovizie di particolari da parte dei collaboranti ad un preteso sequestro del direttore di Città Mercato, ragion per cui io chiedo sequestro che sarebbe avvenuto nel corso del 1991, un sequestro di persona, sia pur di breve durata. Ragion per cui, per procedere proprio a questa verifica, chiedo che si voglia ascoltare il direttore di Città Mercato in carica
previa ovviamente identificazione, in carica nel corso del 1991. Quindi diciamo alle due precedenti richieste aggiungiamo quest'ultima, citazione di Marcello Alberto Dell'Utri, citazione previa identificazione del direttore di Città Mercato in carica nel 1991. Chiedo scusa, fa riferimento al frate oppure a persona diversa? Io faccio riferimento alla persona indicata dai collaboratori di giustizia, il direttore di Città Mercato in carica nel corso del 1991, perché altrimenti dovremmo... No, Presidente, prima che dà la parola al PM, così concludono un'unica volta. Io lo stavo facendo oggi alla sospensione. Come il dottore Montemagno ha parlato per quell'accertamento sulla casa e sulle foto che non è stato fatto da lui, ha nominato l'ispettore Merendino, mi pare, se mal non ricordo. Ne chiedo la citazione quale teste di riferimento, cioè come teste che ha compiuto direttamente l'atto a cui faceva riferimento il dottore Speranza. Da ultimo, Presidente, faccio rilevare e chiedo che i pubblici ministeri mi pare che non l'abbiano ancora fatto, ma credo che siano intenzionati a farlo. Ho visto che ci sono copie dei collaboranti che dovremmo sentire domani, e cioè la Barbera e Di Matteo, che non sono quelle originariamente depositate, nel senso che alle 3 copie iniziali se ne aggiungono, ai 3 verbali di dichiarazione iniziali si aggiungono altri 6-7 verbali. Non voglio intralciare l'ordine dei lavori chiedendo un termine più ampio per poterne prendere visione, però chiedo che almeno, visto che peraltro domani mattina non posso essere qui presto, che l'audizione dei 2 collaboranti avvenga nel pomeriggio, quantomeno per questa difesa avere il tempo di poterli esaminare con un minimo di attenzione e di ponderazione. Non voglio intralciare l'ordine dei lavori, Presidente, però ci sono altri 2 collaboranti, qua sono 4 collaboranti che il sì, ma io credo che queste dichiarazioni dei 2 collaboranti sono state sicuramente depositate nell'ambito del procedimento con riferimento alla posizione di Mazzei Santo. Quindi io credo che siano stati già depositati. Scusi, dottore Bertone, nella lista che ho io, cioè fra gli atti depositati, ho un verbale di Di Matteo del 24 novembre 93 e poi per la Barbera ho 2 verbali, uno del 3/12/93 e l'altro del 17/12/93. Ho visto poi invece un gruppo che c'è nella segreteria del dottore Bertone, che è stato inviato peraltro nel 94, ho visto dai procuratori della Repubblica di Palermo, che mi dispenserà dal leggerlo, comprende un numero di interrogatori notevolmente maggiore rispetto a quello da me indicato. Sì, Avvocato, io però le sto dicendo una cosa, che la posizione di Mazzei Santo originariamente faceva parte del procedimento riguardante gli omicidi, poi a seguito delle operazioni di stralcio, separazione e riunioni è stato riaccorpato al procedimento per l'associazione. Sì, io credo, non voglio insistere, però... E io le dico che le consiglio di non insistere, perché nel procedimento proprio degli omicidi, che è l'841, i verbali depositati di questi 2 collaboranti sono questi 3. Me li vuole ripetere cortesemente? Sì. Così? Che ovviamente dirò se sono pertinenti al tema, ammesso che non siano stati depositati, verificheremo. 24/11/93 per quanto riguarda Di Matteo Mario. Di Matteo Mario, sì. 3/12/93, 17/12/93 per quanto riguarda la Barbera Giovanni. Scusi, 3/12/93 e 17/12/93. 3 e 17. Sì. 12 1993 che riguarderebbero la Barbera. Dico, ma io non voglio fare... Questi sono quelli depositati. Questi sono quelli depositati. Quelli che invece... Il gruppo che invece ho visto anche ad altri colleghi, perché si tratta che sarebbero stati inviati il 2 febbraio 95, mi pare, non ricordo bene la data, comprende altri interrogatori, che a me allo Stato ancora formalmente peraltro non mi risultano depositati. Ma io dico, per dire, non voglio intralciare i lavori del dibattimento, chiedo soltanto di poter almeno avere tempo fino a domani pomeriggio.
sempre che i PM li vogliono depositare. Se non intendono depositarli, ovviamente la mia richiesta sì, io comunque dico, non è di fatto l'avvocato mi darà atto, se vuole, dico che questo verbale credo che sia stato a disposizione vostra, non so se è sua personale, no, però... io sinceramente l'ho preso stamattina da un collega, dall'avvocato Antilla, che me ne ha dato copia. Poi il signor Franchini può attestare che non ho mai richiesto. Comunque li mettiamo subito a disposizione, avvocato. Sì, dico, il problema è però che io a questo punto chiederei termine fino a domani pomeriggio, cioè nella mattina che si vengano sentiti gli altri due collaboranti. Io questa esigenza, scusa, è un'esigenza a questo punto di tutti, perché per esempio noi abbiamo soltanto questi 3 verbali a cui faceva riferimento l'avvocato Catania, e quindi l'apprendiamo ora che ci sono altri verbali che non sappiamo se sono depositati. Presidente, del resto dico, ci sono 2 collaboranti che credo la mattinata possono abbondantemente occuparla. Tranne ma noi non sappiamo, certo, quali sono gli eventi. No, Presidente, però voglio dire, lei metta che avvocato, mi scusi, che però dico, voglio dire una cosa, dico, stamattina sono stati depositati verbali che riguardano l'esame di domani mattina, e certamente io, per andarmi a leggere le dichiarazioni che ha reso Pattarino nel processo Gioconda, dovrei utilizzare la notte. Lei è d'accordo? Quindi sotto questo profilo dico, evidentemente è successo un disguido, perché se questi verbali sono stati depositati, non vedo perché ne sono stati depositati 3 e non tutti. Facevano parte dell'intero blocco, i personaggi sono gli stessi, sto vedendo, quindi se è avvenuto questo, non insisto, è avvenuto per un mero disguido. Però dico, da qui a dire che voi avete bisogno del tempo per... si tratta di verbali di 4 foglietti, perché sì, avvocato, e glielo sto dicendo, sono di 4 foglietti, sono 4 foglietti e poi una copia già. Ci sono parecchi omissis, avvocato. Sono tutti pieni di omissis, quindi avvocato, perché già l'autorità di Palermo me li ha dati con gli omissis, quindi sono soltanto 4 paginette. Ora, signor, se i pubblici ministeri, va bene, avvocato, se ne terrà il conto. Noi depositiamo subito, credo che già una copia che si potrà tenere. Ne facciamo subito una copia. Ne facciamo subito una copia, la mettiamo subito a disposizione. Poi, avrete la notte, come noi abbiamo la notte, per guardare guardare i verbali di Pattarino. Io è l'ennesima notte che ho detto le questioni. Sì, siamo tutti che non dormiamo. Consiglio a tutti la notte di dormire e di non lavorare, perché si lavora male di notte, si prendono a bagno. Allora, mi scusi, io ho una richiesta da avanzare, posso? Prego. Ho una richiesta istruttoria. Sì. Signor Presidente, con riferimento alla posizione del mio assistito Di Paola Aldo, è già stato acquisito dalla Corte la certificazione che attesta i periodi di detenzione dallo stesso sofferti dall'80 sino al 93. La mia richiesta è una richiesta ulteriore, cioè io chiedo che la Corte mi autorizzi ad avanzare un'istanza presso la struttura della casa circondariale di Piazza Lanza che attesti il braccio dove il Di Paola Aldo è stato ristretto e la cella, con riguardo ai periodi di detenzione che ha sofferto presso quella struttura carceraria, perché si tratta di un ulteriore approfondimento che non si evidenzia dalla documentazione che noi abbiamo. Il pubblico ministero sulle richieste istruttorie. Non ho sentito il nome del... Di Paola Aldo. Presidente, entro 15 minuti gli avvocati che sono interessati avranno le copie dei verbali. Questo è un conto. Ora, per quanto riguarda le richieste istruttorie, volevo sentire il parere. Non si oppone alle richieste avanzate dall'avvocatessa Viscuso poc'anzi, fa proprie le richieste avanzate dall'avvocato Passarello. Non ha ben inteso il pubblico ministero il riferimento al direttore, comunque il pubblico ministero precisa
e chiede che venga ammesso quale teste di riferimento anche Frate Emilio, anche perché si è fatto riferimento al contenuto della denunzia dallo stesso proposto, e quindi ritiene proprio a garanzia di tutti che il Frate Emilio venga escusso direttamente in questa sede. Su questa richiesta? No, non è una posizione. Ma che noi non sappiamo. Scusi. Il problema è che la richiesta dell'avvocato Passarello, del direttore, potrebbe anche identificarsi nel frate, non lo sappiamo. In questo caso No, mi scusi. ci sarebbe il vostro, sarebbe una coincidenza. No, Presidente, mi scusi, no, il problema è che invece, mi scusi, la richiesta, scevro da ogni modestia, ma dico, la richiesta del direttore è una richiesta che è estremamente aderente alle risultanze processuali. 1000 volte si è parlato di un direttore, del direttore, si è detto dove sta, si è descritto tutto. Il Frate Emilio è persona diversa, Presidente, lei ovviamente non può riscontrarmi, ma il pubblico ministero sì. Il pubblico ministero sì. Ma abbiamo inteso, avvocato Passarello, il pubblico ministero non si è opposto alla sua richiesta. Sì, Presidente, sono due richieste allo Stato che si devono considerare. Non ha ben inteso, no, perché nella denuncia Frate Emilio spiega anche il possibile motivo, Presidente, che è attinente alla precipua funzione dallo stesso svolta, che è completamente estranea al tema probabile. Ma io ho chiesto infatti in più l'esame del Frate Emilio, avvocato. Presidente, così per coralità mi associo anche alla richiesta di Frate Emilio, va bene? E così andiamo a riposare. E allora? Signor Presidente, chiedo scusa. Presidente, scusa, dico, la Corte mi autorizza in maniera tale che poi alla istanza che avanzerò allego l'ordinanza ammissiva? Sì, quindi per quanto riguarda questa richiesta di autorizzazione si accoglie pure la richiesta di esclusione di testi di riferimento sulle quali c'è stata l'assenso di tutte le parti. La Corte invece si riserva per quanto riguarda l'ammissione in qualità di testi dei fratelli Dell'Utri, e sia sotto il profilo dello sviluppo, diciamo così, di questo tipo di indagine probatoria, istruttoria, che dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 507, e sia perché deve valutare approfonditamente quale potrebbe essere la posizione di queste persone che dovrebbero essere chiamate a testimoniare. Questo potrà farlo dopo un'attenta rilettura di quanto si dice così fuori dai denti a loro carico. E per quanto riguarda infine, c'era non so che altre richieste c'erano, il testo di riferimento. Il testo di riferimento abbiamo detto, no? E non c'è opposizione al pubblico ministero, si ammette, i testi di riferimento saranno sentiti insieme ai testi indicati dalla difesa, quindi saranno citati a cura dei difensori. Quindi Giardinaro a cura dei difensori, Presidente, sì. La lista, Presidente, era citato su altre circostanze, però pare che dovrebbe essere in questo modo quando non lo fa il giudice direttamente, non dà l'ordine di discussione del testo di riferimento. E mi pare che non c'è altro. Per quanto riguarda la richiesta dell'avvocato Catania, si farà secondo l'ordine dei lavori, noi non possiamo assicurare nulla, perché non sappiamo come si svolgeranno domani questi esami a distanza. Il direttore presidente di Città Mercato? Il direttore sicuramente. Per quanto riguarda il direttore di Città Mercato dovrà fare la cancelleria
un accertamento tramite polizia giudiziaria per sapere il nominativo del direttore di Città Mercato. Lei ce l'ha la data di riferimento, l'anno di riferimento? Il 91, Presidente, nel corso del 91. Nel corso del 1991, in via che sarà citato a cura della cancelleria stessa, dopo la identificazione. Signora, a domani. Io devo dire una cosa, dico, ancora materialmente i verbali dell'audizione dei collaboranti della trasferta di Roma non sono a nostra disposizione, dico, per le richieste non c'è alcuna decadenza, dico, perché bisognerà rivedere un po' i verbali di dibattimento per richieste di produzioni documentali o testi di riferimento. Ho detto, finiamo la escussione dei testi indicati al pubblico ministero e veramente speriamo di terminare con le 3 udienze della settimana prossima. Mi raccomando, altrimenti c'è una decadenza della prova prevista dal Codice di procedura penale. Il Codice di procedura penale civile, secondo i miei ricordi, c'era qualcosa del genere, non so, ora cerchiamo di. Dopodiché passiamo all'esame immediatamente dei testi della difesa già indicati e ammessi. Quindi facciamo una pausa per ristudiare tutte le altre prove e tutte le altre indicazioni che le parti ritengono necessarie signor Presidente, di offrire e di chiedere. Esame imputati anche non so se credo che questa è una vexata questione. Guardate, questo discorso dell'esame dell'imputato, quello per me viene dopo, e per un ordinato svolgimento secondo me del processo noi dobbiamo fare questa ulteriore attività istruttoria, la dobbiamo fare prima dell'esame degli imputati. L'esame degli imputati verrà per ultima e se da questo necessariamente ovviamente dovessero insorgere ulteriori necessità di attività istruttoria, poi la Corte vedrà. Ma mi pare che è pacifico, che ormai è comunemente accettato che l'esame degli imputati avvenga per ultimo. Sì. Buonasera.